avevamo mal contati 6 anni e 8 mesi, di fatto noi i primi 2 anni e 4 mesi, ci si è messo anche il Covid, devo dire, di fatto, cioè diciamo l'impostazione dell'agenzia, la costruzione, la burocrazia di tutto questo sicuramente ci ha fatto perdere molto tempo. Giugno 2019, il giorno dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano Cortina. Febbraio 2026, il giorno dell'inaugurazione dei Giochi. 2 date fondamentali separate da poco più di 6 anni che però per vari motivi si sono drasticamente ridotti e ora è una corsa contro il tempo per arrivare pronti all'appuntamento che vedrà gli occhi del mondo puntati su Milano e Cortina. Siamo in emergenza, quindi l'approccio organizzativo che si sta costruendo è all'interno dell'alveo emergenziale per cercare di ridurre il più possibile i tempi persi. A breve ci sarà un altro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua con chiarezza quegli interventi che non possono non essere completati per l'evento olimpico. L'incontro a Palazzo Balbi è stata l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte degli impianti sportivi e delle infrastrutture, con una premessa che è il numero 1 del CONI Malagò a sottolineare. Nelle 2 precedenti assegnazioni olimpiche il dossier di presentazione, oltre alle strutture che dovevano ospitare le gare, necessitava di una serie di informazioni relative ad aeroporti, rete viaria e mezzi di trasporto. Questi ultimi elementi non sono più fondamentali, è sufficiente infatti solo dichiarare gli impianti sportivi. Non c'era né nessun impegno né nessuna garanzia nel realizzarla. Giustamente lo Stato italiano, il governo italiano, che ce ne sono stati 3 in questi scarsi 3 anni, hanno ritenuto di accelerare quelle opere che ovviamente sono sinergiche agli impianti sportivi. Malagò che spiega come il dossier presentato dall'Italia per il 2026 fosse unico, avendo al suo interno il 90% di impianti già realizzati, ma ce ne sono molti da sistemare oltre a quelli da realizzare. Il presidente del CONI non nasconde la sua preoccupazione e anche se spiega il ruolo del CIO è quello di organizzare l'evento sportivo, poi però lancia un messaggio ben chiaro. È chiaro che uno vede i working in progress, per cui il mondo dello sport segnala, evidenzia, dico signori mi raccomando non facciamo brutta figura. Ecco, questo è lo stato dell'arte. Impianti sportivi da realizzare senza se e senza ma. Sul tavolo però ci sono anche le infrastrutture. Variante di Longarone che dovrebbe essere terminata per il 2026 e quella di Cortina finanziata e che per l'avvio delle Olimpiadi potrebbe essere già cantierata. A preoccupare ora è anche l'aumento delle materie prime che va ad incidere sugli interventi, con il presidente Zaia che chiede al governo una revisione degli stanziamenti. I nostri cantieri, comunque il costo Olimpiadi lieviterà dal 25 al 30%. E a proposito di impianti sportivi, oggi è stata firmata la convenzione con il commissario per i lavori Sant'Andrea per la realizzazione della pista da bob di Cortina. Il fatto che oggi si firmi per la pista di bob è la prova provata che comunque trasferiamo tutto il lavoro fatto al commissario Sant'Andrea che poi provvederà a cantierarla e a realizzarla